Ciao, te l'ho appena inviato, rinviato, è sempre quello il link. Sì, ma anche adesso c'è. Però ascolta, te l'ho appena girato su WhatsApp, è sempre quello, perché abbiamo l'abbonamento, è sempre quello. Te l'ho appena girato su WhatsApp. Ok, perfetto. Ok, ti saluto, ciao ciao. Ma nessun disturbo, scherzi, ciao. Buonasera. Ciao Simone, ciao Luca. Mi sentite? Ciao? Sì. Ciao, ciao, stavo sistemando il video anch'io. Ciao Luca. Allora, ascoltami, Simone, come ti dicevo, il Sì, sindaco, che ti ricordo comunque è un avvocato, si chiama Federico Sboarina, si collega alle 6:30 e sta fino a 5 alle 7, una roba così. ok. Per cui adesso non so Corazzari perché non l'ho più sentito, anche perché anche lui aveva dei problemi di tempo per tutte le cose che devono fare, bla bla, eccetera. E al Sì, limite, ti ripeto, io farò solo una brevissima presentazione tua, ok? Io ok. dirò già alle persone collegate
che se hanno domande di scriverle sulla chat o di farle a fine diciamo dell'argomentazione, e come d'accordo con te, se abbiamo dei problemi eccetera, io col WhatsApp ti mando suggerimenti o cose eventuali. Va? Ok, l'unica cosa stavo... L'oggetto è quello di fare lo sport come tramite, come veicolo di ripartenza, e con la scusa che la Regione Veneto è sempre stata diciamo in prima linea per tutto ciò che riguarda decreti, situazioni particolari, eccetera, fare un plauso al Cristiano Corazzari, che se hai letto nel post le deleghe, praticamente a parte quello dei Vespasiani le ha tutte. Sì. Ok? Per cui è una persona che certamente lavora e certamente influenza tutte le politiche della regione Veneto, e soprattutto cavalcare questa onda di entusiasmo che c'è sulla ripartenza, specificando però che ci sono ancora delle regole, perché il virus logicamente non è scomparso, non se n'è andato, e capire come possiamo interagire. Da qua certo. ti leghi e potresti fare i complimenti al sindaco di Verona quando si collega, che dovrebbe essere comunque tra i primi che si collegano, proprio perché lui ha 20 minuti di tempo. Anche qua gli fai i complimenti, perché Verona è sempre stata una città all'avanguardia, sia per decreti, ma anche da un punto di vista restrittivo, perché è stato il primo a sollevare il problema che le persone a un certo momento hanno fatto di tutto l'erba un fascio, per cui hanno cominciato a frequentare di nuovo la città senza avere gli ausili che erano e che sono tuttora indispensabili. Vedi mascherina e vedi assembramenti nei luoghi, eccetera. Ok? Ok, certo. Poi ti ripeto, io anzi sono sicuro che tu non avrai problemi, li avrei avuti molti più io se avessi fatto da moderatore. E ti ringrazio ancora per la disponibilità e l'educazione che stai Figurati, grazie a voi. Però vedrai che con la scusa che sono 5 relatori, cioè il tempo trascorre di suo. Ok? Ah sì, certo. Coinvolgi Sì, no, Luca beh, non è un Serangeli, problema. ti ripeto, sia come sviluppo associativo, lui è responsabile nazionale, perché Sì, già abbiamo parlato con Luca poi in privato, mi ha cosa dato può qualche fare spunto da chiedere. l'associazione in una situazione di emergenza così, ma soprattutto cosa può fare a medio e lungo termine quando si aprono gli orizzonti. E dopo coinvolgerlo anche sul fatto che è una realtà 4 volte, 5 volte più grossa di Verona, ok, come numero di associati, come numero di ASD, ma anche come numero di abitanti, per cui il vedere come un microcosmo che può essere Verona, che però ha avuto, ti ripeto, il coraggio di rompere le barriere e di essere in prima linea su tutto, può essere da esempio anche a città molto più grandi come può essere Roma, Milano o Torino. Sì, certo, va bene. Io direi, Simone, che cioè, più di così, se no a mezzanotte siamo ancora qua. Okay. No, giusto. Cioè, Tu no, cerca anche di perché fare poi le domande quando fino comincia ad alle essere troppo 7:20, lungo, poi magari... Esatto. ok, fino alle 7:20, eccetera, e dopo lasciamo uno spazio, un quarto d'ora, 20 minuti, chiamiamolo il dibattito. Va Io bene. oggi mi sono sentito anche col presidente, il dottor Lembo, perché l'avevo cercato io stamattina, ci siamo riproposti e ci siamo risentiti nel pomeriggio, ma il tema è un po' la continuità rispetto, perché con Lembo abbiamo già fatto un evento una decina di giorni fa. Assolutamente. Senti Giuseppe, una cosa, dov'è che posso entrare in diretta su... Dov'è che andiamo in diretta? Così mi tengo d'occhio anch'io le domande, perché ho il computer a parte. Allora, sotto dove la nella trovo la diretta? barra c'hai chat. Aspetta. Vicino a share screen, che è quella verde, hai una Sì, l'ho casellina di trovata. tipo chat. Chat. Vedi che ce ne sono già 2, ci clicchi sopra e ti vengono fuori. Allora, c'è Francesco Amagnani che dice eccomi è arrivato, anzi adesso sono 3, poi c'è Chat. ciao Monica da Genova, ciao a tutti, Sì, ciao Monica. ce l'ho. Ok? Per cui Questa la vedo. queste te le trovi e saranno quelle
che ti fanno diciamo, gli utenti. Su questo io posso farti anche privato, nel senso no, che... No, va perfetto così. Io l'importante è che... Ma se io la... Guarda, tu mi vedi adesso? Ti vedo, sì. Ok, se io apro la chat, in questo momento l'ho aperta, tu mi vedi lo stesso? Io ti vedo lo stesso perché sono io l'host. Perfetto, quindi Okay, io posso aprirla e il chiuderla quando regista voglio e non... occulto che manovra Sì, siamo noi qua da Verona. perfetto. Okay? E quando Però è che io faccio la domanda, tu mi togli... Io metterò in full screen, per cui verrà inquadrato solo chi parla. Sì. Ok? Diremo, ed è importante, che tutti gli altri devono tenere i microfoni spenti per la qualità della connessione. Compreso io? No, tu la devi sempre tenere acceso. Ah, ok. Ok, perché può esserci l'attimo in cui devi intervenire, magari c'è un attimo in silenzio per avvivare un po' qualcosa. Diciamo che i relatori e te, però se siamo in 20 o 30 con i microfoni accesi, basta che sia un colpo di tosse, la penna che cade, uno che sbatte la porta, ti entra come rumore. Chiaro. E oltretutto il microfono, essendo sensibile, la telecamera va a inquadrarti quello che fa rumore. Ok. Senti, vabbè, tanto tu comunque lo presenti tu il programma, da chi è organizzato, SEGLI Verona. No, signore, io presento lo faccio te. io? Io dico buonasera Beppe Biasi, vi ringrazio della partecipazione. Per questo che te lo chiedo, quindi io dovrò dire benvenuti a tutti in linea con benessere, in linea con benessere. ciclo. Scusate, questa è la 18ª serata. Ok, aspetta. Su un programma di 50 serate che si concluderanno il 17 di luglio. Allora, ciclo, allora, 18ª puntata di serata, evento, dai, puntata. Serata, evento, 17º evento di confronto e dibattito nell'ambito del ciclo di appuntamenti, come mi dicevi? Siamo in linea con benessere, ok? Che coinvolgerà l'Usacli di Verona e l'Usacli nazionale, visto che molti di voi partecipano e ci aiutano. Luca Sarangeli, bene o male, per sua stessa missione non mi sopporta già più per tutte le volte che ci sono. No, non diciamo cose non vere, non scherziamo. Ascolta, un conto è dirle, un conto è pensarle, però Luca. No, tranquillo. Si concluderà, mi dicevi Giuseppe, il 17 luglio. Aspetta, 18º evento su 50. Sono 50 serate. Ascoltami, preavvisa già anche che stiamo organizzando, sempre con l'Usacli Nazionale, un incontro confronto con il presidente del CSI. Ok? E ti chiedo già per allora se sarai disponibile, logicamente, perché vogliamo fare, diciamo, cercare quali possono essere le risorse da un punto di vista associativo, ma soprattutto quali possono essere le dinamiche, perché in un momento così, secondo me, più che fare gli orti e i piccoli feudi, è meglio cercare di unirci, soprattutto cercare magari delle risorse che ci possono far crescere e superare questo momento. Va bene. Ok, capito. E poi presento, insomma, l'evento della serata di oggi, odierna, la 18ª, è ripartire con lo sport, il titolo della conferenza, e presento i presenti. Sì, ripartire con lo sport è importante secondo me che ci siano anche dei paletti, ok? Perché adesso è ripartito lo sport in palestra, è ripartito lo sport all'esterno. Vedo già l'avvocato Corazzari in linea. Avvocato? Sì, buongiorno, scusatemi ma sono in movimento, buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto la ringraziamo per essere presente e partecipare, ci fa un enorme piacere. Sappiamo il tempo che ha, che è preziosissimo, anche perché ho visto la quantità di deleghe che ha, ed è assolutamente una cosa veramente che le fa sicuramente piacere. E per quanto può rimanere con noi, signor Assessore? Io purtroppo non ho molto tempo, io ho un quarto d'ora. Ok, un quarto d'ora diplomatico che possono estendersi a 20 minuti, insomma, una cosa così. Un quarto d'ora, 20 minuti?
Ok, la ringraziamo. Innanzitutto, aspettiamo che si colleghi anche il Buonasera di Verona, che è l'avvocato Sguarina, e poi cominciamo. Nel frattempo si sono già collegati il presidente nazionale USACLI, il dottor Damiano Lembo, e il vicepresidente nazionale USACLI, il signor Luca Serangeli. Per cui diciamo che il parterre è già bello, bello pieno. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao Damiano. Ricorda Simone che, a parte quelli che sono collegati tramite Zoom, sì? Sì. Damiano? Sì. Damiano, mi senti? Sì. Sul nome del tuo collegamento Flaviano, ora non so se hai cambiato, se sei stato un'anagrafe ultimamente. Non so perché sia quello del mio figlio, veramente. Avevo in linea la segretaria del sindaco di Verona che sta facendo un altro intervento e fra un po' si collega. Il bello della diretta. Ricorda, Simone, a tutti, una volta che tu fai la presentazione, che a parte quelli collegati adesso su Zoom, c'è un sacco di gente collegata su Facebook e su YouTube, perché va in diretta sia su Facebook che su YouTube. Ok. Io direi, visto che l'assessore nella sua cortesia ha poco tempo, direi di cominciare. E dopo, quando arriva il sindaco, cominceremo con lui. Anche l'assessore Rando è un attimo impegnato perché sta celebrando un altro evento. Ok? Dammi tu l'ok allora, Giuseppe. Sì. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione. Abbiamo avuto un leggero problema con il moderatore, che non è quello che era scritto nella locandina, ma l'abbiamo sostituito, oserei dire nettamente, degnamente, con il signor Simone Di Stefano, che fa parte dell'ufficio comunicazione dell'USACLI nazionale, al quale lascio la parola. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a te Giuseppe, grazie all'USACLI Verona, all'USACLI Nazionale di avermi coinvolto in questo interessantissimo dibattito. Questo è il 18° evento su 50 serate di confronto e dibattito nell'ambito del ciclo di appuntamenti in linea con benessere che coinvolgerà l'USACLI Verona e l'USACLI Nazionale. Si concluderà alla fine di tutto il 17 luglio. Stiamo già organizzando, tra l'altro, fra i vari eventi anche un incontro dibattito, un incontro confronto con il presidente del CS, del Centro Sportivo Italiano Bosio, su quali potranno essere diciamo delle risorse, e si discuterà insomma su risorse e dinamiche riguardo dal punto di vista associativo dopo questa emergenza coronavirus, e quindi insomma per cercare di confrontarci e capire come unirsi può fare la forza, soprattutto dal punto di vista in questo momento della ripartenza. E ripartenza è proprio il termine che è protagonista di questo incontro-confronto, che si intitola proprio Ripartire con lo sport. Ripartire con lo sport, e aggiungo io, non è secondario quel con, perché sostanzialmente può essere lo sport come uno dei protagonisti assoluti della ripartenza del nostro paese. Abbiamo visto anche durante il periodo di lockdown, ovunque, in qualsiasi momento, c'è stata una grande attenzione riguardo allo sport dal punto di vista del governo, riguardo ai runners o quello che si poteva o non si poteva fare. Ecco, diciamo che lo sport è stato anche un po' il tramite e il punto di, come dire, di soluzione, di fuoriuscita da un momento di difficoltà, un aiuto un po' per tutti che eravamo un po' chiusi, ognuno nelle proprie abitazioni. Allora, passo subito a salutare i presenti.
e a presentarli, perché poi alla fine i protagonisti sono loro. L'avvocato Cristiano Corazzari, assessore della Regione Veneto e referente per pianificazione territoriale urbanistica, mi corregga se sbaglio, ma leggo la locandina, beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio, parchi e aree protette, polizia locale, sicurezza, cultura, spettacolo e sport. E quindi diciamo non c'è persona più specifica riguardo al territorio veneto soprattutto, e su questo, anche se molti di noi parlano da Roma in diretta, facciamo innanzitutto un grande plauso alla Regione Veneto e a quello che sostanzialmente ha messo in pratica a livello di politica attiva e anche diciamo di propensione alla ripartenza in questa, sia nella fase 1 che nella fase 2. Una regione molto predisposta, anche se vogliamo tra le più virtuose, se non la più virtuosa d'Italia, tant'è vero che il governatore Zaia è salito agli onori alle ribalte delle cronache per aver ottenuto molto consenso con la sua politica del fare. Allora, innanzitutto, intanto lo ringraziamo per la sua presenza pregiatissima a questo confronto. E prima di dargli la parola, intanto ringrazio tutti gli utenti collegati sia su Facebook che su YouTube in diretta, e chiediamo anche agli ascoltatori e agli stessi utenti di partecipare attivamente, anche perché dopo il confronto con i vari presenti ci sarà anche uno spazio a cui potranno gli stessi interlocutori rispondere a domande e a curiosità da parte degli utenti. Prima di dare la parola a Corazzari, presento anche gli altri. In attesa del sindaco Federico Sboarina di Verona, abbiamo, se non vado errato, presente anche Filippo Rando, assessore allo sport e tempo libero del Comune di Roma. Se mi può rispondere, se ci può rispondere, così siamo sicuri che c'è. Rando? Prima che si deve ancora collegare perché sta presenziando un evento. Perfetto, ok. Allora presentiamo anche presenti il presidente dell'Unione Sportiva Nazionale dell'US Acli, Damiano Lembo. Buonasera a tutti. E il vicepresidente nazionale dell'Unione Sportiva Acli, nonché presidente provinciale dell'US Acli Roma e responsabile sviluppo associativo dell'associazione, Luca Serangeli. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ripartire con lo sport. Assessore Corazzari, detto il plauso alla Regione Veneto che insomma ha lavorato ed ha influenzato anche le politiche non solo della Regione ma anche dello stesso Paese, stiamo un po' cavalcando l'onda dell'entusiasmo riguardo a questa ripartenza, no? Poco fa, forse ancora in contemporanea, sta parlando il Premier Conte riguardo a questa fase 2 ampliata, insomma definitiva. Da oggi si aprono i confini fra regioni, si aprono anche i confini dall'interno all'esterno. Voi siete stati una regione virtuosa riguardo alla determinazione nel voler ripartire e allo stesso tempo anche nel dover rispettare le regole, perché non dimentichiamo e non sottovalutiamo che il virus ancora non è definitivamente debellato dall'Italia, anche se i numeri sono molto confortanti. Qual è, come può essere lo sport veicolo di rinascita e tramite da cui poter ripartire? Ecco. Beh, innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato in questa interessante discussione. Saluto tutti gli organizzatori, l'US Acli e i rappresentanti istituzionali che sono presenti. È un tema che è di assoluta attualità e direi lo sarà sempre di più nel futuro. Guardate, io vi parlo da una regione che vive lo sport quotidianamente in modo veramente importante. Di sport è intrisa la società del Veneto. Parliamo di una regione di 4.900.000 abitanti con 500.000 atleti tesserati nelle diverse discipline, quindi un 10% della popolazione veneta pratica direttamente un'attività sportiva. A questo si aggiunge un mondo fatto di tutto ciò che riguarda il settore amatoriale, un mondo che riguarda il volontariato, che permea le nostre comunità fino nei piccoli paesi, e quindi costituisce una rete
fondamentale per il territorio, fondamentale per la nostra comunità veneta. Laddove c'è lo sport, laddove c'è un movimento sportivo sano, ci sono dei legami, delle relazioni che sono importantissimi per la crescita civile e anche per lo sviluppo di un territorio. Dobbiamo poi ricordare il valore economico che ha lo sport. Parlare di sport significa parlare di un sistema che ha ricadute importantissime nel tessuto sociale, l'abbiamo detto, ma anche economico. Lo sport ha una valenza importantissima per quanto riguarda le attività correlate direttamente all'agonismo, così come per quello che riguarda eventi che sono un punto di riferimento dal punto di vista dell'offerta turistica. Altro settore, il turismo, che oggi necessita fortemente di un rilancio perché è uno dei settori che ha patito tantissimo la fase del lockdown. Ecco, perciò per noi investire sullo sport, aiutare lo sport a ripartire, significa investire sulla nostra comunità e investire su un volano che può essere poi promotore di sviluppo anche economico ed occupazionale. Cosa possiamo aggiungere? Aggiungiamo al fatto che questa rete ha trovato in questi momenti un momento di grandissima responsabilità, perché io penso che i risultati che sono arrivati dal Veneto sono risultati non casuali. Il crinale tra riuscire a gestire in modo efficace un'emergenza come questa, ovvero da avere risultati completamente di segno opposto, è molto sottile e molta parte del merito, se vogliamo dire, è da imputare e da attribuire in modo forte alla responsabilità, al grande senso di responsabilità che i cittadini del Veneto, le categorie, compreso appunto i vari mondi, dei vari sistemi, tra cui quello dello sport è uno dei primi, hanno saputo rappresentare in questa difficile fase di emergenza sanitaria, laddove il concetto per cui la responsabilità di ciascuno può influire sulla vita degli altri è un concetto che è stato fortemente rispettato e tenuto in considerazione. Per questo oggi noi possiamo dire che guardiamo oggi con forza, dopo aver superato la fase dell'emergenza sanitaria, ad una fase che deve essere di rilancio di tutte le attività della nostra comunità e prima di tutto le attività che abbiano una ricaduta economica e occupazionale, perché dobbiamo far sì che l'emergenza sanitaria non si trasformi in una catastrofe economica ed occupazionale. Il mondo dello sport quindi ha dato segno di responsabilità, ha saputo rispettare le regole, oggi vuole ripartire, ma vuole ripartire con regole chiare, con regole puntuali, con regole che siano poi applicabili. E su questo abbiamo lavorato molto nella costruzione di linee guida. Tra l'altro vedo il sindaco che saluto, che è arrivato, di linee guida che siano insieme alle linee guida del CONI che sono state costruite insieme alle federazioni per la gestione degli impianti sportivi, delle palestre, delle piscine, di tutti quei luoghi dove si fa sport e che vedono le società sportive, i rappresentanti del mondo dello sport a tutti i livelli, con qualsiasi forma giuridica, impegnati in prima linea e con responsabilità da condividere con chi è proprietario di questi impianti. In questo il ruolo della Regione è fondamentale. Aggiungiamo poi che abbiamo voluto subito garantire l'ordinario. In un momento straordinario ed eccezionale, molti fondi che ordinariamente sarebbero stati devoluti al mondo dello sport non sarebbero, con le norme vigenti, non sarebbe stato possibile devolverli a fronte della mancata realizzazione di tantissimi eventi. In fase di lockdown, eventi, manifestazioni e attività sportive non si sono potute realizzare ed erano quella fonte di quella economia, di quei finanziamenti su cui molte piccole realtà facevano affidamento. Ebbene, con una modifica legislativa che abbiamo portato alla legge regionale dello sport, quest'anno, pur in assenza della realizzazione di attività e manifestazioni, garantiamo la continuità dei contributi che abbiamo sempre erogato tutti gli anni. Questo ha permesso quindi di dare quella boccata di ossigeno che sicuramente non risolve il problema di un'emergenzialità, ma perlomeno permette di affrontare con una continuità di risorse finanziarie rispetto agli esercizi passati questa fase emergenziale, andando a imputare quindi questi contributi non solo all'attività ma alle spese di funzionamento
o anche le semplici bollette di luce, gas, acqua che le società sportive e i soggetti del mondo dello sport devono comunque sostenere pur non potendo esercitare la loro attività. Stiamo pensando anche ai lavoratori del mondo dello sport, a quelle tante figure professionali che si pongono magari in una situazione borderline, che non sono pienamente lavoratori dipendenti, che hanno una partita IVA. Ecco, anche su questi stiamo lavorando insieme alla nostra direzione lavoro, alla presidenza, per dare una risposta, un riscontro con quello che è il Fondo Sociale Europeo, per dare un aiuto alle realtà sportive direttamente con una contribuzione che possa utilizzare anche le risorse strutturali dei fondi europei. E in questo tema ci saranno novità, spero veramente molto a breve. Un altro tema importantissimo sarà quello dell'adeguamento dell'impiantistica sportiva. Sappiamo che il Covid va ancora di più rispetto alla situazione normale a evidenziare lo stato di obsolescenza o comunque la necessità di adeguamento tecnologico, infrastrutturale di molta parte della nostra impiantistica sportiva. Ecco, su questo intendiamo andare ad investire per il futuro, ovvero permettere alle realtà del mondo dello sport, a chi gestisce un impianto sportivo, di avere impianti sportivi che siano in piena sicurezza da un punto di vista non solo tecnico e tecnologico, ma anche della sicurezza sanitaria, esigenza questa che emerge in tutta la sua urgenza in questi momenti. Quindi lavorare su più fronti, lavorare per sostenere il nostro sport, sapendo che abbiamo una parte fondamentale delle nostre comunità che ruota come attorno ad un perno, proprio attorno al nostro sistema sportivo. Per noi è sicuramente è un investimento per il futuro, per le nostre famiglie, per i nostri ragazzi. Noi abbiamo a cuore prima di tutto lo sport di base, lo sport nelle scuole, anche su questo la tematica di far sì che si possa continuare ad utilizzare le palestre per fare attività sportiva. Oggi si paventa il pericolo di spostare le lezioni ordinarie all'interno degli impianti sportivi delle scuole, che questo è una eventualità che vedono che con grande preoccupazione il mondo dello sport vede. Di tutto questo ci confrontiamo quotidianamente con il CONI, con i rappresentanti delle federazioni e del mondo dello sport, ed è per questo che io sono veramente contento di potervi portare la nostra posizione, il nostro esempio, e rimango a disposizione naturalmente per quelle che saranno le proposte che dovessero emergere da questo incontro, che sicuramente noi terremo in debito conto per quello che sarà la nostra competenza. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, salutiamo intanto, come abbiamo annunciato prima, il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, e ringraziamo per la sua presenza. Se ha la possibilità un attimo di dare la possibilità soltanto di fare un'altra domanda all'Assessore, visto che ha dei tempi un po' contingentati, semplicemente, poi passiamo al Sindaco, semplicemente chiedere, ecco, visto che il 15 giugno all'incirca è la data, cardine diciamo per una ripartenza, cinema, teatri, gli stessi ambiti di sport, sia all'aperto che soprattutto al chiuso, e molte associazioni sono preoccupate su come poter gestire anche a livello di normative, di regolamenti, lo sport al chiuso. Specificatamente, insomma, dalle sue parole ci sembra di aver capito, c'è molta apertura da questo punto di vista, disponibilità al dialogo. Si sente di rassicurare, ecco, Assessore, i gestori proprio degli stessi impianti, palestre o anche non so, sport di contatto come pallamano, pallacanestro, pallavolo, stesso calcio, ecco, a livello di sport di base, per ripartire, ecco, la Regione è con loro e fornirà tutte le facilities possibili riguardo a questo argomento. Sì, lo confermo. Abbiamo voluto strutturare delle linee guida per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. Sappiamo quale sia anche la condizione di molti soggetti che si trovano a dover ricoprire delle responsabilità importanti in questo momento, quindi è fondamentale avere delle regole chiare, delle regole praticabili, che siano regole che seguono una stella polare che cerchiamo sempre di seguire in Veneto, che è quella del buon senso, ovvero la sicurezza, che è fondamentale del nostro punto di partenza, però anche la possibilità di
applicare delle norme che siano norme che si attagliano alla situazione concreta e che quindi siano praticamente rispettabili e che siano tali da permettere a chi deve poi assumersi delle responsabilità nel farle rispettare lo possa fare anche egli in piena sicurezza. Quindi il dialogo per noi è sempre aperto, c'è un canale che continuamente intratteniamo con tutto questo mondo e che ci ha portato anche naturalmente a modificare le nostre linee guida e a modificarle in continuazione. Diciamo che poi l'aspettativa è che la situazione sanitaria sia tale da permettere poi anche un ulteriore allentamento di questa fase. Io sono molto ottimista da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda gli sport di squadra sappiamo che a livello di base devono partire, bisogna cominciare anche su questo. Partirà il calcio professionale fra poche settimane, mi pare il 20, e quindi questo secondo me potrà essere anche il momento da cui far ripartire tutto il movimento sportivo, compresi gli sport di squadra. Noi lavoriamo fortemente per il ritorno alla, non dico normalità, ma il ritorno all'attività, che sarà comunque un'attività in un momento in cui bisognerà convivere con la situazione sanitaria, ma il tema del rischio zero è un tema fuorviante, perché non esiste rischio zero in nessun tipo di attività umana. Noi dobbiamo invece guardare alla buone pratiche, all'utilizzo di norme sanitarie di comportamento tali che ci permettano di svolgere in sicurezza ragionevolmente le nostre attività, sapendo che se non ricomincia lo sport, se non ricomincia la cultura, se non ripartiamo con i teatri, se non ripartiamo con tutte quelle attività che sono connesse alla vita di relazione, alla socialità, non riusciremo mai a uscire pienamente da questa fase diciamo di libertà sospesa o di lockdown, come si suol dire utilizzando termini anglofoni. Quindi noi siamo per ripartire con i piedi fortemente per terra, ma per ripartire seriamente. Quindi lo sport per noi è un banco di prova fondamentale. Grazie Assessore. Dunque ripartire con i piedi per terra nel rispetto totale delle regole, insomma della salvaguardia della salute di tutti, ma ripartire e ripartire dallo sport. Allora mi rivolgo direttamente al Sindaco ringraziandolo anche per l'attesa e dandogli il benvenuto. Scusatemi, io saluto anche il Sindaco, saluto voi tutti, vi devo lasciare. Grazie veramente dell'invito. Ciao Cristiano. Grazie a lei Assessore. Sindaco, mi sente? Sì, voi mi sentite? Sì. Allora, benvenuto, buonasera. Non so da quando si è collegato, comunque insomma parliamo di ripartenza con lo sport, ripartire con lo sport, ecco, ripartire, diceva l'assessore, con i piedi per terra, nel rispetto delle regole, ma ripartire. Ecco, Verona come comune e provincia è sempre stata fin da subito, insomma, nella regione virtuosa del Veneto, una città virtuosa a sua volta e che da questo punto di vista può dare anche un grande contributo, un esempio anche ad altre realtà del paese. C'è un'immensa voglia di ripartire da tutto, Sindaco, è inutile far finta di nulla, insomma l'Italia vuole ripartire, lo sport trainato anche in qualche modo dal calcio professionistico sta per ripartire anche in ambiti di alto livello, ma qui ovviamente ci confrontiamo con associazioni che fanno dello sport di base la vera mission. Quanto è importante, le chiediamo a lei, ripartire dallo sport, cioè lo sport come volano di ripartenza, come segnale anche di incoraggiante di questa fase che speriamo, ci auguriamo tutti di emergenza, di esserci un po' messi alle spalle per guardare oltre con più ottimismo, insomma. Ma io devo dire che intanto mi scusi Sindaco, prima di farla rispondere, credo si sia collegato anche l'assessore, mi diceva Giuseppe. Sì, buonasera, mi sentite? Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Sì, infatti poi lascerò al limite a Filippo Rando se insomma, c'è qualche cosa di più specifico rispetto
al comune, alla città di quello che sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sì, io devo dire che lo sport è fondamentale nella ripartenza, evidentemente con tutte le precauzioni e le difficoltà che ci sono, perché ad oggi, cioè non nascondiamocelo, l'unico parametro che tra l'altro io vorrei che venisse sempre utilizzato e non a caso è quello del distanziamento sociale, perché ormai in Veneto è caduto anche l'obbligo delle mascherine dall'altro giorno, quantomeno se non si incrociano da vicino altre persone, se non si va in ambienti chiusi. Quindi è chiaro che quando si parla di attività sportiva diventa un po' difficile conciliare il distanziamento sociale con la possibilità di fare attività sportive, cioè questo è abbastanza evidente. Allora, detto questo, però dico anche, io come sindaco ho preso dei provvedimenti talvolta anche più restrittivi, o meglio anticipato di qualche giorno, provvedimenti più restrittivi che avevamo fatto a livello dal governo, perché in quel contesto, tra marzo ed aprile, la nostra città era la città che nel Veneto cominciava a entrare maggiormente in sofferenza. E purtroppo, infatti, siamo partiti tardi, ma alla fine abbiamo scalato tutte le classifiche, visto che si parla di sport, e siamo la città con maggior numero di contagi, città e provincia, con maggior numero di contagi, con maggior numero di decessi, con maggior numero di terapie intensive, con maggior numero di tutto. Tra l'altro, Sindaco, scusi se la interrompo, lei è stato anche assessore allo sport in passato, no? Quindi, diciamo, lo sport ne sa molto. 5 anni di assessore allo sport e poi sono stato con il Convegno Olimpico fiduciario della città di Verona del CONI. E poi, finito quello, sono diventato sindaco, quindi senza soluzione di continuità. E a parte il mal di schiena, giocherei ancora a calcio, se mi fosse... Bentornato a casa, allora, ci viene da dire. Se mi fosse concesso dal mio fisico, continuerei a farlo. Perché ormai sono un catorcio, sono un'anima dentro un catorcio e quindi faccio un po' fatica. Detto questo, quindi detto che sono stato, vi ho detto questo percorso veloce perché sono stato molto restrittivo in quel contesto, oggi mi rendo conto, stavo guardando finché parlava l'assessore Corazzari, anche sul numero dei contagi, il bollettino che mi era appena arrivato adesso, è da svariati giorni in cui insomma la nostra provincia è molto vicina allo zero dal punto di vista dei nuovi contagi, si parla, oggi era 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, cioè noi andavamo avanti a pacchi di 150, 170 al giorno, 200 al giorno, quindi è chiaro, lo si capisce già dai numeri, che la cosa è migliorata. Quindi io oggi sono per l'idea, l'avrete visto probabilmente con gli spettacoli in arena, cioè nel momento in cui si danno dei parametri, si danno delle regole certe, e già avere delle regole certe sarebbe una bella cosa, perché è una merce abbastanza rara negli ultimi tempi avere delle regole certe, a quel punto si riapra, perché come diceva l'assessore Corazzari, il rischio zero non esiste e non esisterà mai, nemmeno con il Covid-19, cioè è chiaro. Come dovremo vedere quello che succederà, e questa secondo me è la grande incognita che sovrasta ognuno di noi, soprattutto nel mondo dello sport, cosa succederà da ottobre in poi. E nessuno di noi ha la sfera magica per sapere se effettivamente quella stagione invernale riprenderà, ci sarà un rigurgito, diciamo così, dal punto di vista dell'epidemia, quindi dal punto di vista epidemiologico. Quindi è tutto molto, molto complicato. Si diceva prima, gli impianti sono quelli che sono, evidentemente, e quindi questa pandemia che ci ha colpito dalla sera alla mattina sicuramente non ci ha messo nelle condizioni per intervenire sugli impianti, anzi, vi cito un numero, ma probabilmente qualcuno di voi lo sa già, il Comune di Verona oggi ha uno sbilancio di 50 milioni di euro. Cioè noi, pronti via, dal 23 febbraio perdiamo 50 milioni di euro. Quindi è chiaro che dopo tutto deve essere calato nella nuova realtà in cui anche l'amministrazione comunale si è calata. Facciamo un incontro settimanale con i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto, nell'ultimo della settimana scorsa stavano decidendo in quale giorno dovremmo cominciare a chiudere l'illuminazione pubblica la sera, tanto per darvi un'idea, perché non ce la facciamo, cioè o ci vengono date delle risorse, se no ad un certo punto cominceremo tutti insieme a spegnere i lampioni la sera, dopodiché lasceremo i rifiuti per strada il giorno dopo, perché questo è quello di cui stiamo parlando. Allora, per essere sinceri e diretti, il mondo dello sport, ahimè, e dico ahimè, deve calarsi in questa realtà, inevitabilmente, ma non perché lo dico io, perché è così, perché è la realtà di oggi. Se stamattina noi stiamo facendo dei provvedimenti, poi Filippo lo può dire, la proroga delle concessioni ai concessionari delle piscine, oggi abbiamo fatto la proroga delle concessioni alle società guida per non fargli fare casino, andiamo incontro con l'illuminazione, cioè tutto quello che si può fare lo facciamo, ma poi c'è un limite che è stato determinato dalla pandemia che ci ha colpito. Su questo, e questo penso che sia
Quindi anche uno dei motivi per cui ci parliamo in contesti come questi, dobbiamo insieme capire, io lo dico sempre anche dal punto di vista economico e quant'altro, non voglio dire che dobbiamo essere creativi, però dobbiamo renderci conto che è cambiata completamente la realtà. Speriamo che non sia cambiata definitivamente, ma io sono altresì convinto che tante cose per forza cambieranno. Vi faccio un esempio. Quando c'è stato l'11 settembre, sono cambiati completamente, è cambiato completamente il modo di andare all'aeroporto. Okay? Cioè prima ci mettevi 5 minuti, adesso devi fare controlli su controlli e sempre di più. Bene, dall'11 settembre del 2001 non ci sono stati altri attentati, però quel modus operandi è diventato la normalità. E oggi tu devi mettere in preventivo che se vai in volo a New York devi stare 2 ore a JFK prima di passare la frontiera, perché c'è una coda interminabile per i controlli. Allora, perché faccio questo esempio? Perché dobbiamo insieme capire che in un mondo che per quanto possa tornare normale, ma in via di prevenzione non sarà mai più normale come prima, perché comunque anche determinate precauzioni che adesso abbiamo, anche quando sarà finito il Covid-19 definitivamente, rimarranno perché saranno la prevenzione per eventuali nuove pandemie, a cui prima non avevamo pensato, infatti ce la siamo beccata, noi come tutti gli altri. Rispetto a questo dobbiamo sederci tutti attorno a un tavolo, ovviamente anche su ambiti maggiori, quindi parlo del governo, parlo a pioggia con le regioni, con le amministrazioni locali, e capire quali sono le nuove regole di ingaggio per fare in modo che uno dei motori sociali fondamentali, se non quello principale, cioè lo sport, regga il contraccolpo. Perché non è che lo sport, cioè che qui ci sono i baristi i bar che chiudono, i ristoranti che chiudono, gli alberghi che soffrono, gli artigiani che il 30% non alza le saracinesche, è inevitabile che anche il nostro mondo, io lo definisco il mio mondo, quello dello sport, sia stato travolto dallo tsunami. Dobbiamo capire come venire fuori da questa situazione. E non è semplice, chiudo, per quello che dicevo prima, perché uno dei motivi, cioè purtroppo, perché quando io lotto per avere 3.000 persone in arena anziché 1.000, posso giustificare il fatto di dire, ma ragazzi, se mi date, è un'assurdità che mi diciate 1.000, datemi i parametri, il distanziamento, il metro, le mascherine e ce ne metto 3.000 se ci stanno. Nel mondo dello sport, non in tutti, ma in buona parte delle discipline sportive, il contatto fisico è fondamentale. Non fai a fare una partita di calcio, di basket, di rugby senza avere contatto fisico. Magari vale diversamente per gli sport individuali, puoi gestire in modo diverso, ma per gli sport di squadra, fino a che non ci diranno, e quello ce lo deve dire la comunità scientifica, che non c'è problema, che non c'è nessun problema, perché non possiamo mica fare come la Serie A di calcio. Cioè le nostre associazioni, non è che puoi imporre ai ragazzini di una società di quartiere di fare la quarantena, di stare in ritiro, cioè è ovvio, no? Cioè è impossibile. Quindi determinate soluzioni tu puoi averle per uno sport professionistico che può sopportare i costi di un certo tipo, non puoi neanche immaginarlo, proprio neanche immaginarlo lontanamente per le discipline dello sport amatoriale o comunque per l'attività quotidiana, l'attività sportiva quotidiana. Allora, quando ci diranno che non c'è più nessun problema, tutto potrà ritornare forse come o quasi come prima. Diversamente è tutto molto complicato. Non so se qualcuno di voi ha una soluzione, perché io oggettivamente una soluzione in tasca per questo non ce l'ho. Non dei correttivi, ma non delle soluzioni. Grazie Sindaco. Sì, appunto, a proposito di soluzioni, ci sono già alcune domande di utenti, di gestori di impianti, insomma, dalla chat che abbiamo. La prima la rivolgerei proprio all'assessore Rando, così lo introduciamo e lo salutiamo anche prima di passare al presidente dell'USA Lembo e al vicepresidente Serangeli. E la domanda è come funziona con le strutture sportive che sono agganciate alle scuole, nel senso di permessi o responsabilità. Appunto, queste sono le domande anche di chi gestisce gli impianti o di chi si rapporta sul campo in vista della prossima fase. Innanzitutto, rinnovo i saluti e buonasera a tutti. Innanzitutto bisogna capire se quella struttura, la palestra annessa all'istituto scolastico è parte integrante oppure diciamo distaccata. Comunque sia, per farla corta, la responsabilità sanitaria è del presidente dell'associazione che mette in campo, che dà lo spazio ai ragazzi. Quindi
Infatti bisogna sensibilizzare i ragazzi e mantenere sempre un atteggiamento, un comportamento consono, a rispettare questa possibilità che viene data dai presidenti delle associazioni sportive, perché si prendono in carico un fardello non da poco, la responsabilità eventualmente che qualcosa dovesse andare storto è in capo a loro. Quindi io stasera arrivo, sono stato da 2 associazioni che timidamente stanno cercando di ricominciare la loro attività, una di basket e una di calcio, e devo dire che la consapevolezza, quello che ho colto, la consapevolezza dei ragazzi che oggi hanno avuto un piccolo regalo dalla vita, aver avuto l'opportunità di tornare su un campo d'erba oppure all'interno di una palestra, che tanti adulti si mettono a loro disposizione, che si prendono queste responsabilità, è stato importante. Li ho visti consapevoli e ho colto, secondo me, che questo disastro al quale abbiamo tutti quanti assistito può avere come risvolti positivi che i ragazzi magari verranno aiutati nella loro maturazione, nella loro crescita. Secondo me è molto importante che loro siano consapevoli che non tutto è scontato. Fare una partita a pallavolo non è scontata, è qualcosa di importante che la vita ti regala, che un gruppo di adulti che si impegnano, i dirigenti ti regalano, e che quindi tu devi saper sfruttare e saper apprezzare appieno. Quindi, tornando alla domanda di prima, la prudenza deve essere comunque all'ordine del giorno, indipendentemente dopo dal centimetro in più, in centimetro in meno di distanziamento, deve esserci comunque la prudenza e il cosiddetto buonsenso. Ricordo, specie prima si parlava degli sport di contatto, ma anche tutti gli sport che prevedono anche una palla, per assurdo non può essere scambiata questa palla perché può essere veicolo di contagio. Quindi i ragazzi in questo momento hanno l'opportunità di ritrovarsi, già questo è una cosa molto importante. Poi lo sport magari in maniera più intensa nelle prossime settimane, sperando che tutto vada come sta andando, come anticipava prima il sindaco Sborina, speriamo che nell'arco di qualche settimana ci sia poi la possibilità magari di poter intensificare gli allenamenti, magari in prospettiva a settembre vedere i campionati ricominciare. Questo sarebbe la notizia più bella che ci può dare appunto la comunità scientifica. E posso, scusate se rintervengo, prendendo spunto da quello che diceva Filippo adesso sulla questione della palla. Poi noi abbiamo bisogno anche di regole certe e di regole serie, perché voi provate a pensare, io nell'ultimo DPCM, adesso vediamo quello che scade oggi, come tutti i sindaci abbiamo avuto la possibilità di riaprire le aree attrezzate per i bambini. Poi arrivano le linee guida e ti dicono che si può aprirle. Io ne ho 122 a Verona, sono 3.000 elementi tra scivoli, altalene, panchine, e ci obbligano, infatti ne abbiamo aperto solo 20 perché non ce la facciamo, a sanificarle tutto il giorno. Allora io dico, ma scusate, che senso ha? O mi obblighi a sanificarlo ogni volta che sale un bambino, perché cosa vuol dire sanificarlo alla fine della giornata? Tu mi imponi un vincolo che mi impedisce di aprire e che allo stesso tempo non mi preserva da eventuali contagi, perché se in quello stesso scivolo salgono 1.000 bambini in un giorno e tu mi dici che devo sanificarlo a fine giornata, mi obblighi, dimmi che senso ha. Ma soprattutto che senso ha che io sia obbligato a sanificare una panchina dentro un'area giochi, mentre invece la panchina qua sotto in Piazza Bra, che io guardo adesso, dove ci sono 10 bambini uno sopra l'altro che giocano, non c'è problema. Allora, questo per dire, prendete questo e traslatelo nel mondo dello sport, sulla palla che viene passata. Cioè, o siamo seri e ci diciamo che stiamo andando avanti, perché sennò qualcuno ci deve dire che abbiamo ancora un grosso problema e che restiamo chiusi in casa. Perché sennò diversamente non si capisce, diventa anche incomprensibile e diventa ingestibile. Perché se tu mi impedisci di passare una palla tra ragazzi, mi devi spiegare perché non mi obblighi a sanificare la panchina qua sotto. O perché non mi obblighi a sanificare uno scivolo ogni singola volta che un bambino sale sullo scivolo e me lo imponi solo la sera, che è solamente un vincolo che mi poni, ma che non risolve il problema. Allora, e chiudo, la certezza in un protocollo che deve essere, per carità, preservare la salute, perché quello è fondamentale. Ho detto all'inizio che ho fatto provvedimenti molto più restrittivi di quelli che devono ancora uscire. Però ad un certo punto, quando siamo in questa situazione in cui la linea del contagio è scesa, con questo virus dobbiamo conviverci, perché sarebbe come dire che in altro momento ogni singolo bambino doveva essere controllato, entrare in palestra se aveva l'influenza o meno, perché se aveva l'influenza poteva attaccare a qualcun altro. Certo, è chiaro che se veniamo colti da una pandemia come quella che è stata, siamo stati chiusi in casa, e ribadisco per la 4ª volta ho chiuso una città completamente in casa, ma nel momento in cui ci viene permesso di fare tutta una serie di cose, e quindi ivi compresa anche quello dello sport, perché sennò diventa incomprensibile come alcune cose che magari determinano un avvicinamento, il sedersi ai tavolini del bar, inevitabilmente tu devi avere giù la mascherina e poi alla fine parli, cioè
È evidente, no? Qual è la differenza tra stare all'interno di una palestra? Io non la vedo, sinceramente. Certo, Sindaco. Sì, diciamo che di incongruenze o di punti di domande, di perplessità sul gestire questa nuova fase ce l'abbiamo un po' tutti, e è anche piacevole, se posso, ascoltare il punto di vista di un'amministrazione che comunque rispecchia un po' le esigenze di tante amministrazioni, di tutte le amministrazioni italiane. Insomma, credo che a livello di sindaci o di assessori o di governatori regionali ci sono, tutti hanno gli stessi problemi, e quindi stanno cercando di, diciamo, di gestirla questa cosa. A questo punto coinvolgo il presidente dell'Unione Sportiva ACLI, Damiano Lembo, chiedendo appunto come un ente di promozione sportiva come l'US ACLI può aiutare e portare a progettualità dal punto di vista della rinascita e della ricrescita attraverso lo sport. Grazie Simone, buonasera a tutti. Grazie Beppe per l'infaticabile lavoro che stai facendo in questo periodo, e soprattutto grazie Sindaco, Assessore. Con l'Assessore abbiamo avuto già il piacere di condividere una serata, un'altra serata di queste organizzate. Qui il grande ruolo, intanto il punto è questo, è la coscienza di avere, ma noi sappiamo in qualità di, come dire, di ente di promozione sportiva, e il Sindaco insomma è stato fiduciario CONI, quindi sa bene, conosce molto meglio di me quindi le dinamiche del nostro mondo e le modalità con le quali operiamo, e senza farla troppo lunga io vedo elementi negativi ed elementi, cerchiamo di pure un po' di elementi positivi, perché altrimenti vediamo sempre tutto nero, che in realtà il mondo dello sport in tutta questa fase, dall'inizio di questa emergenza sanitaria fino ad oggi, insomma, è stato sempre scandito in tutti i provvedimenti, passaggi, insomma, ha avuto un po' i riflettori di tutta questa fase e in tutta questa fase. Perché? Perché abbiamo iniziato parlando di sport quando si parlava della chiusura, no? del campionato, insomma, il blocco delle attività. Ne parliamo ancora adesso perché parliamo di riapertura, ma soprattutto questo ci ha dato modo di poter mettere un po' in luce e in rilevanza particolare quello che è il mondo dello sport dilettantistico. Non mi ripeto su tutto quello che abbiamo detto fino adesso e sui concetti assodati di sport come strumento di inclusione, di socializzazione, di maturazione personale, di crescita, insomma un po' tutto quello che abbiamo un po' sempre avuto in mente e che perseguiamo, ma che, e qui è l'elemento positivo, è un po' sotto i riflettori in questa fase, e se ne è acquisita una particolare coscienza. Un po' appunto raccogliendo il grido d'allarme un po' di tutte le società sportive, le associazioni e le attività sportive di base, e soprattutto avendo tantissimi riscoperto in quel lungo periodo di chiusura forzata l'importanza dell'attività motoria, dell'attività sportiva, e quindi tutto questo ci ha sollecitato a svolgere tutta una serie di attività. Dicevi l'US ACLI come sta vivendo questa fase? La sta vivendo cercando di essere protagonista attiva, insomma un po' portando tutte le richieste e il grido d'allarme di tutte le società di base. Noi in questo lungo periodo abbiamo incontrato un po' tutto quello che sono le istituzioni di riferimento, dal Ministro dello Sport al Presidente del Sport e Salute Cozzoli, siamo passati al Presidente del CONI Malagò, abbiamo parlato col mondo universitario, abbiamo parlato col credito sportivo per tutte le linee di finanziamento, insomma abbiamo cercato di tenere alta l'attenzione su tutto quello che sono le problematiche che poi si sono riversate in tutta quella serie di norme, di chiusure, di DPCM, cercando di sbrigliare un pochino questa matassa che attanagliava un po' tutti i nostri operatori. Per cui ecco, siamo stati vicini con tutta una serie di iniziative e di altro, ma ripeto, il punto importante è tenere alta l'attenzione su quello che è il nostro ruolo, il nostro compito, soprattutto quello che è il ruolo e il compito delle associazioni di base. Mi ricollego un pochino anche
al ragionamento del sindaco, giustamente cosa facciamo? Cioè abbiamo un momento in cui il mondo dello sport si trova al pari del mondo del turismo, del settore di tutti gli altri settori, quindi immaginiamo solo la ristorazione, immaginiamo il settore alberghiero, immaginiamo la grossa crisi che appunto sta colpendo un po' tutti, per cui non c'è una bacchetta magica per un settore piuttosto che per un altro, si tratta tutti insieme di fare un percorso faticoso che cambierà le nostre abitudini, che cambierà il nostro modo di vedere e di praticare lo sport, e su questo vogliamo essere un po' come dire, vicini a tutti, cercando di mettere in piedi tutto quello che abbiamo messo in piedi e che stiamo facendo, che poi sicuramente il responsabile Luca Serangeli, il vicepresidente, spiegherà un po' meglio di me, diciamo, qual è stata tutta quella fase di lavoro che ci ha visto vicini alle società. Però questo è come uscirne, non c'è una ricetta per uscirne, chiaramente dobbiamo capire questa curva, la famosa curva dei contagi come andrai, da lì tutte le nostre elucubrazioni poi magari troveranno una nuova chiusura o un'apertura totale, però l'importante è che nel delicato processo di ricostruzione dello sport, che era partito prima di questa fase di emergenza, di questa fase sanitaria, ricordiamoci che c'è una riforma del sistema sportivo in corso che porta con sé la rivalutazione del concetto dello sport di base, dello sport per tutti, dello sport sociale, è insito in questa fase di riforma, e riprendendo anche le parole dell'assessore regionale, riporta con sé anche tutta una fase di riassestamento di quello che è il lavoro sportivo, quindi i prossimi decreti attuativi della riforma che il ministro anche recentemente, in ultime interviste, insomma in ultime dichiarazioni, ha dichiarato di voler portare avanti con forza e con velocità, ce lo auguriamo, porta a ridisegnare la mappa del sistema sportivo italiano, ripeto, e da un punto di vista di concezione dello sport di base, dello sport per tutti, e da un punto di vista di razionalizzazione del lavoro sportivo, e insomma ci auguriamo che su tutti questi passaggi si possa tenere conto anche di tutte le istanze che rappresentiamo quale mondo sportivo di base. Grazie Damiano. Intanto, prima di passare la parola... Scusa, perché io devo uscire, che ho un'altra riunione in video da un'altra parte, quindi vi lascerei l'assessore perché devo scappare in realtà in un altro schermo. Stavo esattamente chiedendo quello, mi domandavo se volesse rimanere un altro, potesse, siamo certi che sarebbe rimasto molto a lungo con noi, quindi le affido un saluto generale, ringraziandolo ancora, Sindaco, della sua pregevole presenza. Grazie a voi, buona serata. Buonasera Sindaco, grazie. Buonasera. Allora, ringraziando il Sindaco, ricordiamo comunque che siamo in diretta sia YouTube che Facebook, quindi agli utenti connessi di poter rivolgere domande. Una già era arrivata e l'abbiamo rivolta all'assessore Rando. Passo a dare la parola a questo punto al vicepresidente nazionale dell'USA, Luca Serangeli, e nonché presidente provinciale USA Acli Roma, e responsabile dello sviluppo associativo dell'ente. Allora, l'USA di Roma vanta più di 200 associazioni sportive dilettantistiche, una realtà sicuramente diversa, molto più ampia rispetto a quella di Verona. Si parla dunque di ripresa in sicurezza, protocolli, incontri formativi che voi, insomma, prima del lockdown e anche durante, in videoconferenze, insomma, colloqui con il digitale avete portato avanti, tutto ciò fatto anche fin dal primo giorno di lockdown con tutti i nostri comitati e le società affiliate, per aiutarli soprattutto nella domanda a riguardo anche ai bonus 600 euro elargiti dall'ente pubblico Sport e Salute, sul mutuo light erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, in cui teniamo a specificarlo, l'Unione Sportiva Acli a livello diplomatico ha avuto anche con il governo il suo ruolo da protagonista. Allora Luca, se ci puoi spiegare com'è la situazione proprio a livello associativo con gli associati, quello che puoi dire. Innanzitutto buonasera, grazie dell'invito, un saluto all'assessore Rando che è in collegamento.
E, praticamente noi sin dai primi giorni, dalle prime settimane, abbiamo cercato di stare a contatto con i nostri comitati, con le nostre società, perché dal primo momento così di smarrimento, di paura, poi abbiamo cercato un po' di mantenere un contatto, e organizzando anche delle lezioni di allenamento, di incontri formativi da parte degli istruttori delle nostre società, anche per dare una certa continuità a chi stava a casa e quindi magari non aveva modo di fare un'attività sportiva all'aperto, quindi sia dal punto di vista fisico, ma anche, diciamo, direi anche dal punto di vista psicologico. Comunque quel potersi magari collegare un'oretta al giorno col proprio istruttore ha fatto sì che, diciamo, si potesse avere un senso di continuità a quello che si faceva prima. Poi per quanto riguarda proprio tutta la parte, diciamo, associativa, organizzativa, in questi 3 mesi devo dire è stato un lavoro immenso. E appunto dall'inizio con tutte le informative sui vari DPCM che uscivano, sulle chiusure, cosa era consentito fare, cosa non era consentito fare. Abbiamo incontrato in diverse riunioni, sempre ovviamente via Skype, Zoom, tutte le piattaforme possibili e immaginabili, e tutti i nostri comitati provinciali e regionali, anche per dare appunto questo supporto. Poi c'è stato la grossa necessità del boom, come ha detto l'altro giorno il ministro Spadafora, delle 170.000 domande pervenute a Sport e Salute su il contributo di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. Quindi immaginate 170.000 collaboratori sportivi, e quindi chiunque che chiedeva la copia del contratto, la copia del tesseramento per poter magari fare questa domanda, perché contava su quei 600 euro che poi sono diventati, come sembra, 1.800, perché è stato replicato anche per il mese di aprile e maggio. Finito quella fase si è iniziato a parlare appunto dei mutui light per le SD, che hanno iniziato in pratica sulla piattaforma dell'Istituto di Credito Sportivo dal 18 maggio, tutta anche lì una serie di documentazione da poter presentare, e proprio prima del collegamento mi sono arrivati i primi messaggi di ringraziamento, e questo mi fa, diciamo, ti dà ancora quella spinta maggiore ad andare avanti a lavorare, di ringraziamento di quelle SD che grazie al nostro aiuto, al nostro apporto, sono riusciti a fare la domanda in tempo, perché lì comunque c'era un plafond predefinito, e quindi non tutti potevano diciamo partecipare, o meglio tutti potevano partecipare, ma non era certa poi l'approvazione del mutuo, anche per la disponibilità dei fondi. E quindi dicevo, ricevere questi messaggi di ringraziamento, perché sono tra le società che hanno ottenuto il mutuo, diciamo, è un motivo di orgoglio come associazione, ecco, per la bontà del nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, ecco. Per cui concludo col discorso appunto delle linee guida, del protocollo di sicurezza che abbiamo dovuto approntare per la riapertura che è stata dallo scorso lunedì, dal 25 maggio, per le palestre. Abbiamo già approntato anche il protocollo per la riapertura dei centri estivi dal 15 giugno, o laddove è previsto in alcune regioni anche dall'8, e anche lì è stato fatto un grande lavoro nostro interno, ci tengo a precisare, con tutte risorse associative, non dovendosi affidare a, diciamo, professionisti esterni, e cercando di togliere tutti quei dubbi alle società che andavano a riaprire, come diceva prima il sindaco, che magari si trovano con queste responsabilità improvvise dall'oggi al domani, o magari anche degli adempimenti che, parlo di piccole società, fino ad allora non avevano mai pensato, no? Cito ad esempio il DVR, il documento di valutazione dei rischi, o il DUVRI laddove è previsto, per cui siamo dovuti diventare quasi dei tuttologi in pochissimo tempo, per poter dare le risposte alle nostre società. E fino adesso, ecco, stiamo dando il massimo, e continueremo a dare il massimo. Tant'è che sabato abbiamo fatto anche un incontro formativo a tal proposito, e la partecipazione in piattaforma di circa 180 nostri istruttori e dirigenti di società, diciamo, ci fa ben sperare, ecco, per questa riapertura assolutamente in sicurezza.
Grazie Luca. Prima di passare, insomma, il tempo vola, sono già passata un'ora quasi di dibattito. Io ripasserei la parola all'assessore Rando. Insomma, ci siamo fatti un'idea anche su quello che è stato il lockdown e anche poi ora le ansie, le speranze, le paure, la voglia di ripartire appunto di questa nuova fase e soprattutto le preoccupazioni di chi gestisce gli impianti, le attrezzature. E allora domando all'assessore, visto che prima ci ha rivelato che era di ritorno da 2 strutture sportive, se non ho capito male, di basket, di pallavolo. Ecco, lì c'è stata, assessore, insomma, io poi seguendo lo sport anche dal punto di vista giornalistico, soprattutto lo sport di base, perché c'era stata una grande esigenza, una grande domanda di chiarezza, soprattutto riguardo anche alle regole. Molti sport hanno dovuto addirittura cambiare delle regole. Penso per esempio un aneddoto al cricket che ha utilizzare la saliva per dare effetto alla pallina, che è una tecnica proprio, ha dovuto totalmente rivoluzionare il suo modo di intendere quel tipo di sport. Allora le domando quali tipi di agevolazioni, tipo nel fare chiarezza il più possibile a chi gestisce realmente sul campo queste strutture e come poter agevolare il più possibile dal punto di vista appunto in questo caso del Comune di Verona, ma siamo sicuri che quello che dite voi, come dicevo prima anche al sindaco, si può rispecchiare un po' anche in tutti i comuni d'Italia, e voi siete anche stati in questo spesso avete fatto da apripista. Che risposte si possono dare, e soprattutto, e concludo e le do la parola, se questa situazione Covid e queste zone d'ombra, un po' come diceva prima il sindaco, possono anche essere un'occasione, come il prima e dopo 11 settembre, per immaginare uno sport diverso e sicuramente migliore rispetto a prima. Diciamo, l'accompagnamento che ha potuto fare il Comune di Verona, che abbiamo fatto, diciamo, non è solamente da adesso, ma è man mano che comunque c'erano le vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi le ordinanze di Zaia ed infine poi l'ordinanza del Sindaco. Cercavamo poi di mandare delle linee guida, perché capisco che comunque nel mondo non solo sportivo ma poi in generale possano anche nascere delle perplessità, degli equivoci, poca chiarezza. Quindi mandavamo comunque delle linee guida attraverso il Comune. Io parlo un po' per il mio comparto, quindi quello di natura sportiva, dove spiegavamo bene o male per quelle che erano le regole alle quali dovevano attenersi. Abbiamo fatto così tutte tappe di avvicinamento fino ad arrivare all'ultima che abbiamo inviato. Dopo ho visto, devo riconoscere anche che le varie federazioni sportive hanno a loro volta poi inviato delle linee guida ai propri associati, quindi c'è stato da parte di tutto il mondo dello sport, comunque c'è stata molta attenzione nel rispetto appunto di queste regole di natura sanitaria. Io dico, quando prima sono andato a trovare una società di calcio e una società di basket, la cosa che mi ha impressionato molto favorevolmente è che quando sono arrivato all'impianto sportivo mi hanno immediatamente misurato la febbre. C'erano dei birilli sparsi per la palestra e per il campo da calcio, dove i ragazzi stavano fermi, ognuno quindi posizionato a una distanza l'uno dall'altro, e tutti erano molto disciplinati. Quindi c'era grande consapevolezza anche da parte dei dirigenti, da parte degli allenatori, conoscevano bene le regole, si erano informati. Quindi non solo c'era, diciamo, il Comune che dava loro delle linee guida, ma erano propositivi, erano gli stessi presidenti, gli stessi dirigenti che si andavano a leggere il decreto di Conte o l'ordinanza di Zaia o di Sborina. Quindi questo mi ha fatto molto piacere, perché hanno, a parte che la responsabilità, come si diceva, è loro, quindi dovevano essere, però del senso di responsabilità, e vuol dire che i nostri ragazzi sono in mani sicure, sono in buone mani. Dopo
La sfortuna può capitare come in tutti gli ambienti, come in tutti i lavori, però c'è tanta attenzione, tanta professionalità in questo senso, e anche nel dilettantismo in queste occasioni diventa importante che ci sia. Bene, grazie. Ecco. Sì. Grazie a voi. Grazie a voi. Io inviterei, se è possibile, mi sentite? Adesso sì, adesso ok. Sì. Avevo toccato qualcosa di sbagliato. No, dovrebbe esserci collegato anche Saverio, atleta paralimpico di basket. Saverio, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Saverio. Ciao. Sì, ciao. E niente, io volevo chiedere questo. Nelle linee guida emanate da ZAIA e dal protocollo delle nostre federazioni in collaborazione con la FIP, c'è un punto dove si parla del medico sociale, che dovrebbe sovrintendere un po' a tutte queste cose sanitarie. Però le nostre società, cioè almeno la mia, come tante altre società che non hanno una struttura così grossa da potersi permettere il medico sociale, cosa possono fare per ovviare a questo? Perché il medico sociale dovrebbe essere quello che sovrintende a determinate problematiche, a verificare certe cose. Come possiamo fare? Domanda per l'assessore, immagino. Certo. Sì, ma allora ci sono tante associazioni sportive che non hanno il medico, e soprattutto diventa difficile che magari tante associazioni hanno diverse categorie, che il medico riesca a seguire tutte le categorie. Quindi è chiaro che, diciamo, si osserva il protocollo, si vede effettivamente se c'è la febbre, bisogna pulirsi le mani con il gel igienizzante, si osservano tutte quelle regole. È chiaro che dal momento in cui si misura la febbre, ci sono 37,5, eventualmente si chiama un medico. Fino ad allora, diciamo, non è che ci sia la necessità che il medico sia presente ad ogni allenamento, ad ogni incontro dei ragazzi. Quindi non è necessario che ci sia il medico presente, altrimenti non sarebbe neanche possibile, ecco, ricominciare un po' l'attività sportiva. È importante che, ripeto, venga misurata la febbre e che si seguano tutte le regole. Ok, grazie. Niente, grazie a lei. Grazie assessore. Mi sorge una domanda, provo a farla io, poi nel caso se ci sono domande anche da parte di altri utenti, insomma approfittiamo un altro, credo, 15 minuti, 20 minuti, se vogliamo ce li abbiamo, ma è possibile per queste associazioni, per tutte, spesso si è dibattuto lo sport di base nel dover rispettare determinate restrizioni, forse non ce la fa. Cioè, nel senso, queste erano problematiche, diciamo, nel cercare di far rispettare tutte le regole, quindi utilizzare anche dei materiali diversi. Lei prima faceva l'esempio del termoscanner, appunto, ora sinceramente alzo le mani, non so quanto può costare un termoscanner, però ci sono tutta una serie di cose da rispettare. Quanto può essere ostativo da questo punto di vista rispetto a prima per un'associazione sportiva, e quanto le istituzioni, dal governo in giù ovviamente, possono fare per contribuire ad immaginare uno sport migliore rispetto a prima, ma anche sostenibile. Assessore, se vuole rispondere lei. Ho perso un tratto un po' della domanda di qualche amico che è collegato con noi, insomma, non volevo entrare rispondo io, mi scusi, non ho capito se devo rispondere io, perché ho perso un po' del video. No, sintetizzando, quanto può essere sostenibile per le associazioni sportive questo sport fase 2, fase 3, insomma, lo sport del futuro, lo sport del dopo Covid, ecco, mettiamola così. Allora, secondo me, io quello che mi auguro in cuor mio è che tutto possa tornare come prima, quindi magari che nell'arco di 15-20 giorni, un mese al massimo, comunque gli sport di contatto possano tornare a essere liberalizzati e quindi essere praticati. Quindi io sono convinto che dopo
spero che sia sia tra qualche tempo solamente un brutto ricordo e quindi si possa pensare più che altro a vincere le partite più che magari a dover essere prudenti perché c'è un virus che circola. Quindi io mi auguro, cercheremo naturalmente come amministrazione, penso di stare vicino a tutte le associazioni che dovessero aver bisogno magari di una mano e di un supporto, però tolto questa fase ancora emergenziale, ancora difficile, ancora un po' in salita, mi auguro che tutto possa tornare come era ante, diciamo, 21 febbraio, che è stato un po' lo spartiacque qui nel Veronese, ecco, è stato un po' il 21 febbraio. Quindi la speranza è quella. Nel frattempo le associazioni sportive sanno che siamo al loro fianco, nel quale se dovesse esserci dei problemi basta essere contattati e diamo il loro supporto, però ripeto, speriamo che non ci sia più bisogno prima di entrare in un campo sportivo di misurare la febbre, è un po' quello che dove dobbiamo guardare. Grazie. Posso un passaggio, Simone? Assolutamente, devi, Damiano, prego. No, perché hai stimolato un pochino in effetti un argomento. Cioè, il punto, sono d'accordo con l'assessore, cioè il punto, ricordiamoci che siamo ancora in piena fase emergenziale, per cui sì, fase 1, fase 2, ma speriamo che si arrivi alla fase della normalizzazione, per cui speriamo un salto indietro perlomeno come tranquillità nello svolgimento delle nostre attività. Però il punto importante in effetti è che tutte queste fasi, tutta questa emergenza ha sollevato, come dire, ripeto, quello che è un po' il mio pallino, l'attenzione verso il mondo dello sport e come andare a semplificare la vita alle associazioni di base, quindi alle persone che direttamente ogni giorno fanno la loro importantissima opera attraverso lo sport. Avendo preso coscienza che lo sport è un elemento fondamentale nella nostra vita sociale, noi ricordo e ripeto, noi abbiamo ancora un processo di riforma in corso che si sta appunto realizzando e lì ancora attendiamo i decreti attuativi della riforma del sistema sportivo, perlomeno su 4 capitoli importantissimi, non entro qui nel tema perché sarebbe fuorviante, però abbiamo possibilità di mettere in campo delle azioni che, vista l'importanza dello sport così come si è dimostrata in questo periodo, possono andare ad aiutare le nostre società di base. Cioè, quello che dico, è vero che magari dobbiamo stare col termoscanner e il distanziamento, speriamo per poco, e speriamo temporaneamente, però è pur vero che in una fase di riforma potremmo andare a ragionare su come alleviare le responsabilità dei presidenti delle associazioni sportive, perché possiamo farlo, perché siamo in fase di riforma. Allora, nel momento in cui noi andiamo a lavorare sul comparto a grandi linee, cioè se noi andiamo a deresponsabilizzare, diciamo, su alcune cose, chiaramente non su responsabilità oggettive, ma su alcune cose che per la quale possiamo semplificare la vita al genitore che accompagna la domenica i bambini sul campo perché porta suo figlio, più gli amici del figlio, più organizza, più si indebita anche per il bene, diciamo, della piccola collettività che opera sul territorio, e più noi riusciamo a dare un buon servizio al sistema sportivo. Per cui il messaggio e l'appello è: rendiamoci conto, ci siamo resi conto, ci stiamo rendendo conto, e anche dal ragionamento che abbiamo fatto con l'assessore la scorsa volta, che era mi sembra il 19 il 20, insomma la scorsa volta che ci siamo fatti questo dibattito, abbiamo visto quanto è sensibile l'assessore, ma gli enti locali, e quindi come la sensibilità verso il nostro mondo si sia così accentuata, e quindi cogliamo quest'onda per cui, e questa spinta, per cui tutto venga canalizzato attraverso una serie di misure di prossima emanazione che possano aiutare e dare un po' di respiro allo sport di base. Per cui sì, è vero, adesso siamo con termoscanner, ma domani magari avremo una responsabilità più alleggerita o un percorso più semplice, più rapido, più diretto per ottenere la personalità giuridica in un'associazione di base. Cioè, i grandi elementi su cui dobbiamo andare a posare la nostra attenzione sono i grandi cambiamenti che possiamo fare, che dobbiamo fare da domani in poi, ma non appunto il medico presente o non presente, per carità, perché adesso è il problema attuale, ma un sistema di sgravi di crediti d'imposta, un sistema di ottenimento dell'autonomia della personalità giuridica, cioè i grandi temi che finora sono stati sempre, come dire, toccati, picchiati, rimandati. Cioè, ricordiamoci che tutte le
normative che riguardano il mondo dello sport di base per il 99% provengono da leggi fiscali, quindi estemporanee, legate ad una legge prima finanziaria, poi di stabilità, adesso legge di bilancio. Quella è stata la genesi delle norme che hanno sempre riguardato il mondo dello sport dilettantistico, che partendo da un provvedimento tampone che, ripeto, riguardava i compensi agli sportivi, l'aumento del tetto della 398, cioè tanti piccoli argomenti così, e sono rimasti sempre, come dire, slegati tra di loro e spezzettati. Ecco, adesso che ci rendiamo conto dell'importanza che svolge lo sport dilettantistico nella nostra società, ce ne siamo resi conto, lo stiamo toccando per mano, beh, allora bisognerebbe avere il coraggio di un'azione forte che possa fare una sorta di testo unico delle agevolazioni per il mondo dello sport dilettantistico, un qualcosa che riunisca un po' tutto questo e che dia una maggiore serenità e tranquillità ai dirigenti delle società sportive per poter operare, perché poi in fondo quel lavoro che loro fanno sul territorio, quelle cose che loro fanno, lo ripeterò fino alla morte e so che divento anche noioso, è un lavoro che poi è un vantaggio per tutta la collettività, però mentre prima ce ne rendevamo conto in pochi addetti ai lavori, adesso questo elemento è sotto la luce di tutti, per cui è attenzionato dal mondo politico, dal mondo dello sport dilettantistico in particolare, per cui c'è un faro acceso. Abbiamo una serie di provvedimenti appunto di prossima emanazione che potrebbero essere la chiave di volta in tutto questo ragionamento ed è importante sfruttarlo. Non ci dimentichiamo che anche in tutti i DPCM, e parliamo del decreto cura fino ad arrivare passare dal decreto liquidità e arrivare al decreto rilancio, hanno un comparto che riguarda lo sport, cioè non vorrei essere troppo, come dire, troppo ottimista, però voglio dire, l'attenzione c'è stata nei provvedimenti principe che hanno guidato il nostro paese in questa fase di emergenza, e per cui dobbiamo fare in modo che tutti questi provvedimenti divengano un costante lavoro e uno stabile rapporto tra l'autorità, come dire, governativa, inteso il legislatore, parlerei più del legislatore, e tutte le parti sociali, sportive in campo, che siamo noi, le federazioni, gli enti, il mondo CONI, sport e salute, che è tutto il variegato mondo dello sport. Quindi, come dire, istituzionalizzare tutti questi rapporti, queste relazioni, fare tesoro di tutto quello che è accaduto fino ad oggi e far sì che ci siano una serie di norme tra loro concatenate, di senso, logiche, che dicano al papà di un bambino, al ragazzo o al signore che ha la passione per lo sport, dice: ah, che bello, apro la mia associazione sportiva, opero sul territorio e do un valore e faccio un qualcosa di bene per la mia società. Questo un po' è l'appello ed è il filo conduttore anche, ripeto, dei ragionamenti che facevamo con l'assessore Rando già dall'altra volta, e che appunto evidentemente corrisponde alla realtà e ad un bisogno che è vissuto e che è sentito. Bene, bene, Damiano. Simone, sì. Scusami, mi sono arrivate alcune domande, chiamiamole precisine. La prima, e la rivolgo sinceramente a tutti e tre i nostri relatori, perché ognuno può darci magari un aiuto da un punto di vista legislativo per risolvere il problema. Questo sarebbe il momento o il periodo per le corse campestri, per le corse agonistiche. C'è in previsione o si sa più o meno quali possono essere le tempistiche per una riapertura, anche se parziale, di questa attività? Se volete, posso dire quello che so io. Mi sentite? Sì. Prego, Assessore. Sì. No, sì. Allora, il problema dell'atletica è in buona sostanza, nonostante sia uno sport singolo, il problema è l'ammassamento alla partenza. Di conseguenza c'è lì inevitabilmente, a Verona organizziamo la Verona Marathon che coinvolge più di 10.000 podisti, ed è chiaro che ammassare 10.000 persone in questo momento è impensabile. Parlando con la FIDA mi dicevano che molto probabilmente per quest'anno tutto sarà sospeso, ripartiranno dal 1° gennaio. Però anche lì è chiaro che si naviga a vista e cammin facendo si capirà se questa data può essere anticipata magari a settembre oppure comunque. Però ecco, diciamo, il problema dell'atletica, il problema delle campestri, il problema delle maratone è proprio l'ammassamento iniziale e la partenza in buona sostanza, e quindi lì sono ancora molto prudenti.
Questo è quello che so io, scusate se vi ho anticipato un attimo. Prego, no, grazie Assessore. Giuseppe, hai altre domande? Sì. Il 15 di giugno, almeno nel Veneto, per cui a Verona, dovrebbero riaprire i centri estivi. Parliamo centri per bambini, ok? Prima fase nido 0-3 anni, seconda fase fino a 12 anni. È già uscito un decreto normativo con le linee guida per queste cose qua o lo stiamo ancora aspettando? Seconda domanda. Una presidente di SD ci chiede se è possibile portare, lei userebbe uno spazio privato, ok? Però non ha il giardino. Se è possibile portare i bambini durante l'orario in cui sono a lei assegnati in uno spazio comunale che è proprio adiacente a casa sua. Assessore, mi dispiace, ma è tutto lei che il depositario della verità. Tutte per l'assessore. No, ne ho pochissime di verità. No, è che non volevo essere invadente. No, per carità. Era per quello che riguarda gli asili nido, ancora le linee guida devono essere snocciolate, quindi siamo tutti in attesa e secondo me arriveranno la settimana prossima, quindi fino a prima di allora fatica avere delle certezze in questo senso. Tant'è che subito sembrava che gli asili, le 0-3 anni, dovessero partire già dall'8 di giugno, poi slitteranno il 15, però siamo ancora in attesa, anche perché sono parte in causa, quindi non sappiamo ancora come si svolgerà la cosa. L'altra domanda, chiedo scusa Presidente Biasi, era se possono fare attività su un giardino del comune. Sì, allora, la persona ha, chiamiamolo l'asilo nido, nella sua abitazione, logicamente tutta norma, bla bla eccetera, però non ha uno spazio aperto. Sì. Non deve attraversare la strada perché è proprio confinante alla sua proprietà. Un giardino comunale? Giardino comunale. Il giardino comunale è disponibile per tutti i cittadini, quindi non vedo perché non debba essere disponibile per i ragazzi, per i bimbi. Ok, perfetto. È chiaro che nel senso, è chiaro che se quotidianamente, non so, dalle alle occupano il giardino, magari un'area così vasta che dopo non permette l'accesso magari anche ad altri utenti, allora magari diventa un discorso diverso, allora bisogna sentire magari il settore strade e giardini, bisogna un attimino capire come poter fare, perché dipende se è una tantum, se invece diventa una cosa quotidiana e protratta nel tempo, anche questo è un attimino da verificare. Quindi se è una giornata non c'è nessun tipo di problema, se diventa continuativo invece bisogna prendere accordi con il comune, ma più che altro perché così facendo non si permette agli altri di poter accedere al giardino solo per quello. Ok. Questa invece è una domanda per cui lasciamo un attimo riposare l'assessore, che non è certamente invadente, almeno è assolutamente disponibile di un'educazione incredibile nei nostri confronti, ma immagino anche nei confronti di tutti. Per cui rivolgo la domanda sia a Luca che al Presidente. Nella invece attività fisica al coperto, ok? Per cui palestra. Quando io faccio attività fisica di riscaldamento in preparazione dell'attività che può essere ginnastica, può essere, non so, attività di karate e via dicendo, basta solo il distanziamento tra un atleta e l'altro oppure devo attenermi anche a qualche altra regola? Prima domanda. Seconda domanda, l'istruttore deve sempre tenere la mascherina durante la lezione? Allora, rispondo io se volete. Allora, per quanto riguarda lo spazio, durante l'attività sportiva, fisica, motoria deve essere di 2 metri. Quindi se parliamo di un'attività, come dire, stazionaria è sufficiente 2 metri, altrimenti in tutte le direzioni comunque deve avere un raggio di azione di 2 metri sia a destra, a sinistra, in avanti e indietro. L'obbligo della mascherina per l'istruttore dipende anche lui, cioè dipende che tipo anche di attività fa, perché
Consideriamo che l'uso prolungato magari della mascherina per fare un'attività fisica può anche dare dei problemi e essere nocivo, per cui dipende, se deve semplicemente dare delle indicazioni e la sua è una postazione stazionaria, sicuramente è consigliabile l'uso della mascherina. Ok, io per il momento io ho finito. Simone, ho visto che sono arrivate un paio di domande sulla chat. Stavo vedendo, infatti. Allora, ho 2 domande da fare da sportiva. Chiede l'utente, non so come si chiama, però la rivolgiamo lo stesso, ora vediamo a chi. Nell'associazione è obbligatorio mettere i cartelli segnaletica in bilingue? Questa credo sia la prima domanda. E poi è giusto porre i propri oggetti, tipo uno zaino per esempio, nella panca senza un sacchetto di plastica? Poi chiarisce, nei negozi di estetica i propri oggetti devono essere disposti in un sacchetto chiuso, quindi credo, ecco sì, porre i propri oggetti come può essere uno zaino nella panca senza un sacchetto di plastica, insomma accortezze di questo tipo. Non so chi può rispondere di voi nello specifico. Provo a rispondere sempre io. Per quanto riguarda Sì. la cartellonistica, diciamo, c'è l'obbligo ovviamente anche per le società, non è specificato il fatto di esporlo in bilingue, quindi secondo me è sufficiente esporlo in italiano, non è espressamente richiesto la doppia lingua. Anche perché ci sono i disegnini, no? Credo. Sì, esatto. E per quanto riguarda gli indumenti, è consigliabile appunto in questa fase di riapertura non devono essere usati gli spogliatoi, ma appunto o andare già cambiati o appunto riporre i propri indumenti in uno zaino, per cui poi il fatto di mettere lo zaino anche in un sacchetto di plastica sinceramente è superfluo, cioè è sufficiente riporlo in uno zaino separato dagli altri. Ok, Comunque, grazie. è fatto divieto nell'uso delle palestre, per cui negli spazi chiusi, avere spazi in comune, l'uso delle toilette e l'uso delle docce. Questo è assolutamente una condizione sine qua non per poter ripartire in sicurezza e, diciamo, rispettando tutti i protocolli che sono stati fatti. Aggiungo io, essendo un po' un fruitore di campetti sportivi di vario genere, ne faccio diversi. La settimana scorsa ho subito ripreso contatto con il padel e credo che dal punto di vista dell'utente sia importante soprattutto il buonsenso e il rispettare le regole che rispettiamo anche fuori dai campi, cioè non è che quando diventiamo sportivi ci possiamo, anzi credo che in questo lo sportivo è già più predisposto a un senso di responsabilità rispetto magari a tanti altri strati di popolazione, no? Proprio perché è soggetto anche al rispetto delle regole stesse del gioco. Però chiaramente ci sono sempre quelli che vanno un po' fuori dal seminato, oppure magari sono un po', ecco, come possiamo dire, disattenti, e lì capisco anche che dal punto di vista dei gestori anche, no? Perché poi il discorso della responsabilità è fondamentale, spesso ci si trova a dover fare i conti con il mancato senso civico di chi poi viene a sfruttare le proprie strutture. Detto questo, non so se ci sono altre domande da parte anche dei colleghi. Io avrei una domanda per l'assessore, se posso. Assessore, da così lontano sta tornando, è un'ora e mezzo che guida senza sosta. No, è purtroppo perché dopo sono a cena da un'altra parte e quindi purtroppo il problema è che sono andato da un paio di associazioni e ora devo andare fuori a cena con sempre per la politica e quindi... la vedo che guida sempre. Lo so. Infatti la cosa positiva è che solitamente questa è la vita che faccio e quindi vuol dire che sta tornando alla normalità. Certo, immagino. Complimenti. Quindi vuol dire che stiamo tornando, infatti mi sto accorgendo che i ritmi si stanno alzando proprio perché si sta rimettendo in moto un po' tutta la macchina e quindi gli impegni iniziano a moltiplicarsi e questo è un ottimo segno per lo sport in generale, non penso che capiti solo a Verona. Allora, io approfitterei per ringraziare e salutare no, Simone, c'è un'altra domanda. Simone?
C'è una domanda? Sì, l'ho vista sul discorso dei servizi igienici, intendi? Sì. Quella magari la rivolgerei più a Luca, che dici, così magari lasciamo, Ma salutiamo. sì, l'ho letta, i servizi igienici. Allora, aspetta Luca, salutiamo sì. l'assessore, lo ringraziamo anche per Arrivederci. non aver rischiato la vita. Quando rispondevo mi fermavo però, Quando rispondevo Sì, lo vedevo. mi fermavo. La ringraziamo vivamente per la disponibilità, assessore. Grazie a voi, grazie, un saluto anche a tutti sempre per la cortesia. Un saluto a tutti, grazie mille, e viva l'Usacli, evviva. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Allora, grazie a voi. Luca, qui Francesco Carmagnani, Eagle Team ASD, chiede più una precisazione, credo, in virtù di quello che dicevamo prima, ma i servizi igienici non si possono usare? La domanda, io credo di no, però No, si possono usare. Si possono usare, ovviamente diciamo, chi gestisce la palestra, la SD, la SSD, comunque deve provvedere a sanificare tutti gli ambienti, tra cui anche i servizi igienici. La precisazione era che non si possono usare gli spogliatoi, ovviamente i servizi igienici sì. E anche le docce, immagino, almeno per questa prima fase? Esatto, guarda, anche quelle sono al momento vietate. Ok, comunque io da fruitore mi posso permettere, poi alla fine non è stata così. Scusami Simone, Vai. Luca, Vai. Sì. Però la procedura direbbe che i servizi andrebbero sanificati in ogni cambio di gestione della palestra. Sì. Per cui se prima di me che faccio paddle, per così mi accomodo allo sport di Simone, c'è stata una società che fa pattinaggio artistico, i servizi non vengono sanificati durante l'intervallo, perché sappiamo perfettamente che si va di ora in ora o di 2 ore in 2 ore e non c'è nessuna impresa delle pulizie che ve li va a sanificare. Siccome il presidente ASD è titolare, tra virgolette, dell'eventuale problematica, lui non può garantirlo questo. Per cui io so che ci sono parecchi presidenti di SD o parecchie persone, chiamiamole responsabili del protocollo, che vietano l'uso non solo del VC, ma anche del lavabo. Allora, ovviamente i protocolli, le linee guida a cascata appunto emanati dal governo, poi dalle singole federazioni, dai singoli enti, devono anche essere poi messi in pratica, redatti dalle singole SD e SSD. Per cui se una singola società, vista la casistica che tu hai riportato, che magari ogni ora c'è un cambio di disciplina, di attività e quindi anche di società, per maggiore sicurezza hanno imposto questo divieto e l'hanno messo nel proprio protocollo, va bene. L'esempio mio era un po' più generale: se è la stessa società che gestisce la palestra e quindi non ha, diciamo, questa promiscuità di società e di discipline, laddove è possibile è ovvio che consentire anche l'utilizzo dei servizi igienici. Però, Luca, facciamo un esempio pratico. Se io sono società guida in una palestra di proprietà pubblica, per cui di proprietà della scuola, sono io responsabile di tutto ciò che riguarda il protocollo dell'igiene e della sanificazione, come da contratto che si stipula regolarmente col comune nel momento in cui mi dà in comodato d'uso l'uso della palestra. Sì. Nella stessa giornata, non so, dalle 16 alle 18 vanno a fare ginnastica passiva o ginnastica dolce. Dalle 18 alle 20 vanno a fare pattinaggio artistico, dalle 20 alle 22 vanno a fare basket. Io dovrei garantire la sanificazione ad ogni cambio di ASD, cosa che è improponibile, sia per un discorso tecnico, perché la sanificazione non è una pulizia rapida, la sanificazione significa chiudere la palestra per 1 ora, e secondo, per i costi. Come ho detto, appunto, in questo caso specifico che hai fatto tu, ci sta inserire nel protocollo della SD anche il divieto dell'utilizzo dei servizi igienici. Questo va sicuramente a favore delle problematiche che può avere, che possono insorgere nei confronti del presidente dell'SD, perché dopo sarebbe lui a venire in qualche maniera perseguito in caso di positività o in caso di problematiche.
Sì, anche se su questo tema ci tengo a precisare, come più volte detto, che le compagnie assicurative da questo punto di vista non assumono neanche il rischio da contagio e quindi della responsabilità da parte dei presidenti delle società, proprio perché non è accertabile il momento del contagio. Sappiamo di un periodo di 14 giorni. Non è detto che tu abbia contratto il virus per forza in quella ora di attività in palestra, potresti averlo preso al supermercato, potresti averlo preso sui mezzi pubblici. Non è come un infortunio sportivo che è accertabile anche con testimoni o comunque va al pronto soccorso e quindi è accertabile il momento del cadimento del sinistro. E in questo caso, proprio appunto parlando con il nostro broker, che è Aon, una multinazionale internazionale, mi hanno spiegato proprio questa problematica, per cui un conto è la responsabilità del presidente che non ha messo in campo i protocolli, le mascherine, il controllo della temperatura oppure l'autocertificazione. Un conto è accollargli delle responsabilità su un eventuale contagio, perché è tutto da dimostrare che sia avvenuto in quell'orario della lezione, dell'allenamento della gara. Ecco. Ok, ma arriva un'altra domanda. Esiste ancora la tracciabilità per 14 giorni delle persone che hanno usufruito dell'impianto sportivo? E se sì, dov'è che si deve tenere l'elenco delle persone che hanno usufruito dell'impianto sportivo? Questo l'abbiamo inserito nel protocollo, nelle nostre linee guida, ma è così anche in tutte le federazioni. Deve essere diciamo, osservato e tenuto un registro degli accessi, indicando giorno per giorno tutti gli accessi alla palestra, all'impianto sportivo. È capitato proprio la scorsa settimana, 2 o 3 giorni dalla riapertura, che la Questura di Torino abbia fatto visita a un nostro impianto appunto a Torino e l'unica cosa che ha richiesto è stato questo registro. Non ha neanche guardato la cartellonistica, le mascherine o altro, ha preso semplicemente, ha avuto copia degli elenchi. Per cui Luca, è importante che ogni società abbia l'elenco degli accessi, l'autocertificazione firmata da ogni collaboratore, da ogni dipendente, e poi sul discorso della temperatura, diciamo, è prevista la misurazione, però capisco anche il costo del termoscanner, magari per quelle piccole società che non possono permetterselo, può essere sostituita con l'autocertificazione, però quella a quel punto va fatta ogni giorno che l'utente entra. Quindi o si rileva la temperatura col termoscanner o altrimenti va, purtroppo anche con spreco di carta, va fatta questa autocertificazione giornaliera. Okay. E la società le deve conservare appunto per 14 giorni, oltre al registro delle presenze. Luca, il registro delle presenze deve rimanere all'interno della palestra e deve essere usufruibile dalle 2, 3, 4 associazioni che ci vanno durante il giorno, o ogni, chiamiamolo, responsabile della singola attività ha il suo registro? No, è bene che se io parlerei di registro per ogni società, quindi nel caso che abbiamo fatto prima dell'impianto scolastico, ovviamente ognuno fa il suo, perché ognuno è responsabile dei propri accessi, quindi dei propri tesserati. Che se una palestra è in gestione a un'unica società, farà un unico registro a prescindere dalle discipline. Ok. C'è un'altra domanda? Sì. Mi allego al discorso dei dispositivi, chiede un utente. Medici, è previsto anche per l'associazione il credito d'imposta? Vado? Questo è Damiano. Vai, Damiano. Allora, cioè, sì, dobbiamo capire però il regime fiscale che utilizza l'associazione, nel senso il credito d'imposta è un credito, un importo che viene scalato dalle imposte da pagare, appunto, in compensazione o con altre tecniche. Per cui la generalità delle associazioni o delle sportive dilettantistiche invece si basa appunto su un regime di attività istituzionale sulla base del tesseramento, di regime 398, quindi regimi forfettari, per cui facciamo attenzione perché se non c'è l'imposta da versare, come generalmente avviene, diciamo così, per quanto riguarda le ASD e in buona parte anche le SSD, sì, si può anche generare un credito d'imposta, ma non abbiamo poi l'importo dal quale andare ad attingere, quindi potrebbe non sortire gli effetti sperati.
Quindi allora, a meno che non ci siano dei dipendenti, quindi nel modello F24 mensilmente andiamo ad effettuare versamenti di INPS, IRPEF e quant'altro, se l'associazione, il concetto è che occorre andare a recuperare un importo da pagare. Se l'associazione fa tutta attività istituzionale, quindi generalmente non ha importi da versare, importi a debito, quindi viene meno anche il credito d'imposta. Quindi attenzione all'utilizzo, caso per caso, a seconda del sistema fiscale adottato. Perfetto. Giuseppe, hai altre domande tu? Perché qui non ne vedo. No, assolutamente. Dai. Io direi di chiudere. Volevo innanzitutto ringraziarti per la disponibilità e la personalità che hai messo in campo, anche perché è stata una cosa improvvisa, l'abbiamo in qualche maniera organizzata questa mattina, visto l'imprevisto che era capitato a Lorenzo. Volevo ringraziare Luca Serangeli non solo per la serata di oggi, ma per tutti gli aggiornamenti che manda continuamente anche le 2 di giugno, ma soprattutto per la disponibilità che ha sempre in questo periodo, tra virgolette, critico per tutti quanti. Grazie, grazie a voi. Ringraziare per ultimo, ma solo per ordine di importanza, il nostro Presidente, perché anche lui è sempre disponibile e altamente qualificato. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ricordo a tutti che questa puntata o serata è stata in diretta su Facebook e su YouTube e potrà essere rivista in qualsiasi momento, perché rimane sia su YouTube che su Facebook sulla nostra pagina. Damiano, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che tu stai ringraziando tutti noi, ma siamo noi che dobbiamo ringraziare te veramente per tutto il lavoro che hai messo in piedi in questo lungo periodo, perché sono tantissime le serate che hai organizzato infaticabilmente, quindi veramente, veramente grazie, e te lo dico da presidente nazionale al presidente provinciale di una nostra appunto struttura territoriale, perché è sulla base di tutto il lavoro che svolgete voi sul territorio che noi poi abbiamo modo di poter rappresentare le centinaia di migliaia di cittadini che fanno sport, che fanno riferimento a noi. A noi arrivano non in quanto sede nazionale o da me perché presidente nazionale o da Luca perché vicepresidente, ma perché si avvicinano alle strutture territoriali, si avvicinano al vostro lavoro, quindi è il vostro lavoro quello che conta più di tutto e che state veramente egregiamente rappresentando. Grazie. Sì, io non vorrei entrare in facile retorica, però questo è vero anche grazie alla collaborazione che io ho qui a Verona, che noi abbiamo qui a Verona, e ringrazio Alessio, ringrazio Valentina, ringrazio Alessandro, le persone che mi stanno aiutando, però è anche vero che trovo dall'altra parte persone e terreno fertile, perché sennò qualsiasi tipo di innovazione che stiamo facendo o di realtà, perché in questo tipo di problematica le alternative erano 2, o star fermi o inventarsi qualcosa, ok? Noi ci abbiamo provato e ti ripeto, è un impegno sicuramente impegnativo, sono 50 serate. Quello che mi preoccupa un po' è che dici che sto lavorando in questo periodo, nel senso che l'organizzazione di eventi, e sai che noi siamo particolarmente forti e particolarmente avvocati a creare eventi, anche perché hai sempre visto quali sono le nostre progettualità e la nostra fase di intervento, fidati che porta via molto più tempo. Magari è meno visibile, però c'è un lavoro oscuro alle spalle e tu certamente me lo insegni, che tante volte non compare e non dai i frutti desiderati. Per cui volevo veramente ringraziarvi tutti quanti e ricordarti di fissare quell'appuntamento per quella serata particolare. Sarà fatto. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata Grazie a voi. Ciao, grazie, buona serata. a tutti. Grazie, Ciao. ciao. Ciao.